Questa trasmissione è offerta da TS Traction and Service. Enzo, ci siamo. 24 ore e poco più e poi ci sarà la tappa friulana del Giro d'Italia, 19ª tappa. Di fatto si comincia a vedere l'arrivo di Verona, si comincerà a decidere il Giro d'Italia anche sulle nostre terre, anche sulle nostre strade. Sicuramente, a parte che le tappe le fanno diventare interessanti o meno i corridori, però ci sono tutti i presupposti perché la tappa possa dare veramente soddisfazione, spettacolo e anche promozione del nostro Friuli. L'avevamo studiato in un certo modo, con determinati obiettivi, diciamo che prima della gara oggi li abbiamo colti. La stessa classifica pone delle potenzialità di attacchi da parte di qualcuno che vuole anticipare le ultime due tappe per guadagnare qualcosa e quindi le strade sono state asfaltate bene e qui ringrazio Regione, FVG Strade e EDR perché si sono divisi in vari settori, in varie competenze, perché effettivamente possiamo dire che stiamo facendo un grosso lavoro, un grosso investimento promozionale. Chi però si aspetta una tappa tranquilla, magari una passeggiatina di salute in vista del giorno dopo che ci sarà Fedaia, Pordoi e San Pellegrino, non ha visto bene la tappa, perché in realtà è una tappa con tante insidie, con una salita durissima, che in realtà è quella del Collovrat, che non è mai stata conosciuta dai ciclisti, quindi molte insidie. Sì, io devo dire che chi l'ha provata, io ti posso fare tre nomi, De Marchi, Jan Tratnik, il corridore sloveno che ha vinto a San Daniele e l'anno scorso è arrivato secondo sullo Zoncolan, che ha fatto un'enorme promozione e mi dispiace si sia fatto male proprio la prima tappa, ha rotto il polso e ha dovuto ritirarsi, e poi la Bora di Gasparotto, perché Enrico Gasparotto è stato a vederla 2 volte anche lui. Ne parlano in un certo modo, con una certa preoccupazione, perché c'è una prima tratto dove c'è la potenzialità che parta una fuga e non deve guadagnare tanto tempo. Poi quando si arriva, dopo gli scollinamenti collinari di Fagagna, Maiano e Buia, si arriva a Tarcento, si comincia a Passo Tanamea, poi Villanova delle Grotte, lì comincia un tratto molto difficile, che poi ha il culmine nella salita del Collovrat, che credo pochissimi conoscano e che conosceranno domani. E conosceranno anche con la fatica nei pedali, e proprio lì ci si aspetta. Hai citato giustamente Tratnik, che ci si aspetta un grande pubblico da parte degli sloveni, che è un movimento fortissimo in questo momento nel ciclismo. Ma guarda, aggiungo, l'assenza di Tratnik mi dispiace perché la Bahrain, la sua squadra, che è condotta da Franco Pellizzotti, sulla Miraglia, ha prenotato nella parte finale della salita una bella struttura per fare lì il suo quartier tappa, tutte le promozioni, il che vuol dire che ci teneva molto. La sua assenza mi dispiace, da un lato forse potrà avere un avversario in meno qualcuno. Sì, qualcuno ad esempio chi? Ma per scaramanzia ci siamo detti che non parliamo fino a domani sera. Fino a domani sera. Noi l'abbiamo fatta in bicicletta con Daniele Pontoni, che è rimasto anche lui colpito dalla salita, ed è rimasto colpito anche da un'altra cosa, Daniele, cioè in fondo, arrivati sulla cima, si scollina e si arriva al Passo Sorari, dove c'è il monumento a Riccardo Giusto, dove domani ci sarà un momento importante organizzato insieme agli alpini. Sì, Daniele è tra l'altro un alpino che ha fatto il servizio militare. Per l'ultimo tratto infatti ha dismesso il caschetto, ha indossato la penna anche lui. Questo mi fa piacere. Sì, noi quando abbiamo programmato la tappa, avevamo già pensato a questo incontro. Oggi, per i motivi che ben sapete e sui quali non voglio fare polemica, questo incontro può avere ancora un significato maggiore, di riconoscimento dei valori e delle tradizioni alpine, per cui faremo questo incontro condizionato anche in questo caso
dalla difficoltà di trovare parcheggio perché la struttura è così, però Solari è un posto bellissimo e sono contento che molti friulani, molta gente di Udine, perché quando mi ferma qualcuno mi telefona e mi dice ma che cos'è Solari e dov'è Solari? E allora scopro che Udine non conosce il suo territorio. Udine in senso Sì, ha senso metaforico, in senso ampio, per amore di Dio, non accusiamo nessuno. 20 anni fa non si conosceva neanche lo Zoncolan, poi magari il Ma polo sai, tra 20 anni. lo Zoncolan si conosceva perché si andava a sciare un po', e non si però se bisogna lanciare, questo è positivo, la Carnia abbiamo percorso dappertutto, le valli della Tisone sono un grande successo, un grande ritorno e poi abbiamo anche scoperto tante zone, una in particolare a me è cara, che è il Montasio, la Malga del Montasio è molto, molto bella. C'è però una difficoltà, e qui entriamo un po' nell'organizzazione di quello che è stata questa tappa, cioè il Giro d'Italia ha bisogno sempre di tanto di tanto spazio, e quindi non sempre è facile portarlo, e poi arriveremo, chiaramente sai dove voglio arrivare, a Lussari, alla fine di questa intervista, non sempre è facile portare il Giro d'Italia. Addirittura l'anno scorso ci sono state difficoltà organizzative sullo Zoncolan. Lo Zoncolan ormai non tiene più. Voi dovete solo pensare, fate televisione, siete televisione, e quando nel 2003 si cominciava a fare queste cose, lo spazio che chiedeva la struttura della RAI era minima, adesso servono 2500 metri. Il piazzale di Castelmonte non è sufficiente. Che noi lo vediamo da fuori, che è molto largo. Abbiamo dovuto portare molte strutture, almeno il 60% le abbiamo portate giù a Cividale, e quindi i problemi degli spazi sono problemi enormi. La carovana è ingigantita, tutto è ingigantito, tutto si è raddoppiato, le ospitalità, le assistenze, le sicurezze, è tutto cambiato completamente. Oggi il blocco delle persone può essere di 2200, 2300 persone che completamente ruotano, quindi gli spazi sono indispensabili. Ecco perché probabilmente o si pensa ad un certo tipo di strutturazione per gli arrivi in particolare. Le partenze si possono modulare un po' di più. Marano siamo andati in tutta la zona portuale, sarà un colpo d'occhio fantastico, tutto molto bello. Le arrivi, se vuoi dare contenuto tecnico, sono arrivi sempre con tante problematiche. Diciamo, tornando prima, l'unico arrivo in salita che in Friuli non crea problemi perché ha spazi enormi è Piancavallo. Appunto, infatti qui volevo arrivare, cioè proprio su Piancavallo ci sono strutture, ci sono spazi che permettono gli arrivi in salita. Sì, non c'è Quindi dubbio. forse, e qui so di toccare un punto a te molto caro, il futuro del Giro d'Italia, forse del ciclismo in generale, è più ragionare sui circuiti? Ma io sì, io sono 5 anni che tento di fare il circuito che mi sta più a cuore. Mi dicono che sono troppo avveniristico, vado troppo a incidere sulla fatica dei corridori. A me piacerebbe fare il doppio Zoncolan Under. Cioè la gente ha bisogno di vedere più volte i corridori, non solo farli passare. E quindi se si riuscisse a fare questa cosa ne sarei molto contento. Il circuito dell'anno scorso di Burda del Collio Roveno è stato un enorme successo. In tempo di pandemia, che era l'anno scorso. Tempo di pandemia. Cioè, abbiamo visto delle scene nel lato sloveno di quella tappa veramente, sì, signore. veramente bellissime. Hai detto il tuo sogno sarebbe il doppio Zoncolan, qui sulla tua scrivania c'è sempre una frase qua davanti, perché sognare ti fa vivere. L'altro sogno è Lussari. Sì, è un sogno, ormai l'ho rivelato, sono quasi 4 anni che ci lavoro e quindi diciamo che dopo il Giro si andrà alla individuazione definitiva sulla fattibilità dell'operazione, che è condizionata non dalla volontà del Giro d'Italia di farlo. Devo dire, e qui lo esplicito chiaramente, che ho trovato in Mauro Vegni uno ancora più entusiasta di me nel voler fare il Lussari, la cronoscalata. Però ci si scontra contro dure realtà di gestione, difficoltà enormi. Se dovessimo farcela, lo sappiamo entro fine giugno,
Sicuramente è l'impresa più difficile fatta da me in queste organizzazioni. Il primo Zoncolan e anche il secondo sono stati difficili, ma non come questo, se si fa. Ovviamente si parla di cronoscalata perché pensare a un arrivo, un passaggio è impossibile. No, quello Proprio per la questione già ma detta neanche ipotizzabile. No, non si prende così. Vedremo cosa succede, speriamo di farcela. Domani chi vince? Spero chi penso io, però se non facesse lui vedo degli uomini della Bora. Okay. Ci tengono molto in alternativa. Sì, in alternativa, sì. Anche perché l'abbiamo raccontato più volte, le tappe molto spesso si disegnano con qualcuno in mente. Sempre. Io onestamente non lo Zoncolan, perché lo Zoncolan bisogna avere certe caratteristiche, ma le altre più o meno hanno sempre un'individuazione di qualcuno. Sai, a suo tempo con me c'erano Gasparotto, anche lì Aviani, mezzo friulano acquisito, e Pelizzotti, che erano i punti di riferimento, un po' anche Cimolai. Sai, in questo giro ne abbiamo due soli, che sono Cimolai e De Marchi. Poi può venire fuori sempre la sorpresa. Vedi i vincitori di qua, alcuni giorni trascorsi, anche sulle grandi salite vengono corridori che magari 3-4 anni che non vincevano escono all'improvviso. Il ciclismo dei grandi livelli, eccetto i grandissimi della Slovenia, sta diventando troppo tattico. Cioè, con i bei percorsi che sono stati disegnati quest'anno, mi aspettavo dei distacchi maggiori. Ultima cosa, e poi ti lasciamo lavorare, che la vigilia è sempre difficile. Come ti fa sentire il fatto che ci siano solamente 2 corridori friulani, e non certo giovanissimi, a questo Giro d'Italia? Ma sai, l'anno scorso ne avevamo 5. Sì. C'era il povero Nicola Venchiarutti, a cui mando un grandissimo saluto e un incoraggiamento a superare un momento difficile. Io sono in contatto con i genitori ogni giorno e Nicola, devi farcela. C'era Fabro, sì, che logicamente quest'anno non c'è, quindi i corridori, e poi c'era Elia, ma insomma, sì, diciamo, i 5... Cioè, il ricambio ci può essere, noi qui abbiamo dei buoni corridori. Secondo me tanti passano al professionismo troppo giovani. Rischiano di bruciarsi perché le squadre aspettano i risultati non vengono e le squadre non li fanno correre più. E questo è un problema, però non voglio entrare nei grandi segreti e i grandi meandri del ciclismo, ma questo è un fatto. Enzo, grazie e in bocca al lupo. Prego, crepi il lupo. Questa trasmissione è stata offerta da TS Traction and Service.